Cose grandi! Perché? Sei troppo piccolo, non puoi ancora capire. Buongiorno a tutti, io sono Benny. E io sono Sara. Oggi parleremo dell'ansia. Avete presente quello stato in cui sudi, tremi, a volte ti fa male anche la pancia? Vi è capitato anche a voi? Beh, credo proprio di sì. L'ansia è una forma di disagio con cui prima o poi tutti facciamo i conti. Ci viene quando siamo sotto pressione. Per esempio, io faccio danza. Un anno fa ricordo ancora la mia agitazione. Quando sono salita sul palco e ho visto tutte quelle persone che mi guardavano, sono stata assalita totalmente dal panico. Come ti capisco, Benny, anche a me è successo in varie occasioni. Recentemente ho provato ansia in una cosa apparentemente banale. Avevo fatto un regalo ad un'amica e mi sono agitata nel pensare che il regalo che le avevo fatto potesse non piacerle. Dunque, possiamo dire che l'ansia è una complessa combinazione di emozioni che includono paura, preoccupazioni ed è spesso accompagnata da sensazioni fisiche come palpitazioni, respiro corto, nausea e tremori. Sì, vero. È il timore del manifestarsi di una difficoltà in svariati ambiti, scolastico, relazionale e sportivo. Mi viene in mente che anche il nostro compagno Simone, nel parare un rigore, ha sentito una tensione in tutti i muscoli del corpo, ma alla fine poi ce l'ha fatta. A volte gli adulti pensano che noi bambini non soffriamo d'ansia, ma invece non è così. Per questo è bene parlarne e riflettere sulla differenza tra la vittoria e la sconfitta. Parliamoci chiaro, il finale di qualsiasi gara dipende da una cosa, l'ansia. Mi spiego meglio. Un tuffatore potrebbe sentirsi in ansia proprio nel momento prima di tuffarsi. Ma se invece di paralizzarsi o bloccarsi supera questo disagio, l'ansia si trasforma in un'energia utile a raggiungere l'obiettivo. Un po' come è successo al nostro compagno Simone. Parole sagge, Sara. Saper controllare l'ansia è fondamentale. Prendersi un attimo per noi stessi. Ispiriamo ed espiriamo. Ci aiuta a stare calmi e a non agitarci anche quando temiamo a non riuscire a dare il massimo o a non esprimere al meglio i nostri sentimenti. Ognuno di noi deve trovare la sua strada, il modo più utile per tranquillizzarsi. Per esempio, io penso a qualcosa che mi fa ridere o che mi fa star bene. Sì, sono tante le tecniche che possiamo utilizzare. Pensare a cose che ci danno sicurezza, canticchiare canzoni, immaginare di avere superpoteri, inventare filastrocche, schiacciapensieri oppure cose da non sottovalutare. Sapere chiedere aiuto. Un altro nostro compagno, ad esempio, si agita se sente rumori esterni all'aula. Ma con il tempo ha imparato a farsi capire e noi e le nostre maestre, di riflesso, abbiamo capito che il portare alla fonte del rumore lo tranquillizza. È davvero importante sentirsi e sentire chi ci sta accanto. Ora una curiosità. Lo sapevate che anche le persone famose e più abituate a stare sotto i riflessori soffrono d'ansia? Attori, cantanti, musicisti non sono esclusi dal provare questo disagio. Facendo questa piccola ricerca abbiamo scoperto per esempio che Giovanni Allevi, un grande pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano, soffre d'ansia e che quando la sente arrivare combatte con la musica, ottenendo da subito sollievo e ovviamente grandissimi risultati. La musica per lui è la soluzione, l'unica forma d'arte che gli permette di rompere un meccanismo che a volte lo imprigiona in uno stato limitante. Questa cosa ci ha fatto davvero pensare che non bisogna mai vergognarsi di quello che proviamo e che dobbiamo sempre trovare una via d'uscita. A tutto c'è sempre una soluzione. Verissimo, Sara. E voi che ci state ascoltando, avete mai provato ansia? E se sì, quando? Come l'avete affrontata? Pensateci. Io e Benny speriamo tanto che questo argomento vi sia piaciuto. Un grande saluto dalla regina Margherita. Ciao! Seguiteci nel prossimo episodio. Check it out, y'all.